Nelle puntate precedenti abbiamo assaporato le bellezze del mondo sibarita e abbiamo avuto il piacere di visitare la bellissima San Demetrio Corona, ricca di bellezza e cultura. Ed eccoci qui. Quest'oggi ci fermeremo un po' prima del 1861, prima dell'unificazione d'Italia. Si può ancora morire per amor di patria? No, forse così suona male. Meglio iniziare da qua. Oggi siamo a Cosenza, proprio per cercare una risposta a questo mio quesito. E mi piacerebbe proprio conoscere il significato che ha oggi la parola patria. Ci impegniamo veramente nel nostro quotidiano ad amare e rispettare la nostra patria. È un ideale per cui ancora oggi noi combattiamo? O un semplice termine che va a descrivere il posto dove noi viviamo e quindi privo di significato? E quest'oggi ho l'onore di raccontarvi un'importantissima storia. Una storia fatta di sacrifici, di dolore. Sto parlando di loro, i fratelli Bandiera. Ed eccoci qui, cari amici telespettatori. Ci tenevo a leggervi un passo preso da questo magnifico libro. Libertà, eguaglianza, umanità, indipendenza, unità. Calabresi, al grido dei vostri fatti, all'annunzio del giuramento che avete giurato, noi, attraverso ostacoli e pericoli, dalla prossima terra d'esilio siamo venuti a schierarci fra le vostre file, a combattere le vostre battaglie, ad ammirare la bandiera dell'Italia repubblicana che avete coraggiosamente sollevato. Vinceremo o moriremo con voi, calabresi. Calabresi, non è epoca remota quella in cui avete distrutto 60.000 invasori, condotti da un italiano, il più grande dei capitani di Napoleone. Armatevi delle energie di allora e preparatevi all'assalto degli austriaci, che vi riguardano loro vassalli, vi sfidano e vi chiamano briganti. Continuate, o calabresi, nella generosa via che avete dimostrato voler unicamente percorrere, e l'Italia, resa grande ed indipendente, chiamerà la vostra la benedetta delle sue terre, il nido della sua libertà, il primo campo delle sue vittorie. In nome degli esuli italiani sbarcati, Attilio Bandiera, Nicola Ricciotti ed Emilio Bandiera. Sto per dirigermi verso il luogo dove i due fratelli furono fucilati, per difendere il loro credo, per ribellarsi ad un sistema fatto di più stati sul suolo della nostra nazione, che rendevano impensabile l'unificazione, il che faceva dei due fratelli sognatori di uguaglianza, combattenti della libertà. Attilio nasce nel 1810, mentre Emilio, che era il più piccolo, nasce nel 1819, figli di un'importantissima famiglia veneta. Il padre, Francesco Bandiera, era un noto contrammiraglio della marineria austriaca. Ci sono delle piccole incongruenze in quel che dico. Parlo di un'importantissima famiglia veneta e cito la marineria austriaca. Non esattamente, seguitemi. La Repubblica di Venezia era una repubblica marinara, la cui influenza si espandeva verso molti territori dell'Est Europa. Siamo nel XVIII secolo. Ci troviamo nel momento in cui, in Francia, si stava affermando un importantissimo condottiero, Napoleone Bonaparte, la cui storia si intreccerà con la Repubblica di Venezia. A mettere la parola fine all'indipendenza della Serenissima fu proprio Napoleone, tra la fine del 1700 e gli inizi del 1800. Le truppe francesi, sistematesi sul territorio veneto, venivano visti in malo modo dai veneziani, che nel 1797 insorsero, il che diede inconsciamente il lasciapassare a Napoleone
che aspettava il primo passo falso per dichiarare guerra a Venezia. Il doge Ludovico Manin, dopo una fase di resistenza, decise di arrendersi e consegnare le insegne ai francesi. Ma se l'aristocrazia aveva chinato il capo, il popolo non lo fece. Ci fu un importantissimo tumulto in città. Si innalzarono bandiere ovunque con il leone di San Marco e tra i vicoli di Venezia si udiva un solo grido: libertà. Le autorità iniziarono a soffocare i rivoltosi, per paura che le truppe napoleoniche sfruttassero questi avvenimenti per saccheggiare le città. E purtroppo così accade. La città fu spogliata di moltissime opere d'arte, tra cui i famosissimi cavalli di San Marco. Ma ancora più umiliante per i veneziani fu quando Napoleone scambiò il Veneto con l'Austria, facendo di questo territorio una provincia austriaca. Questa era una delle tantissime situazioni presenti nell'Italia ottocentesca, un susseguirsi di guerre e predominanze di importantissime figure, proprio come Napoleone. Sarebbe plausibile pensare che questo stesso sentimento che avvolse il cuore dei veneziani di quel periodo non sarebbe stato facilmente dimenticato dalle generazioni future. Ad incarnare gli ideali dei due fratelli ci aveva già pensato qualcun altro, un tale di nome Giuseppe Mazzini. «15 agosto 1842, Smirne. Signore, è da diversi anni che ho preso a stimarvi ed amarvi, perché intesi esser voi da riguardarsi qual capo dei generosi che nella presente generazione rappresentano la nazionale opposizione alla tirannia e agli altri conseguenti vituperi che spietatamente contaminano l'Italia. So che siete il creatore di una patriottica società che chiamaste della Giovane Italia. Questa associazione segreta di natura politica, fondata da Giuseppe Mazzini intorno al 1831, aveva come unico scopo rendere libera l'Italia per farne una repubblica democratica. Pensate che a soli 26 anni fondò questa associazione, un'azione rivoluzionaria, che lo portò a passare gran parte della sua vita in esilio, tra la Svizzera e poi in Inghilterra. Tra numerose difficoltà e il suo costante desiderio di unificazione, cercò attraverso la sua cospicua mole di elaborati di accendere in chi lo avrebbe eletto quel fuoco di rivoluzione che in quel contesto storico poteva essere utile alla sua causa. Nell'antico territorio lombardo-veneto, i due fratelli erano molto influenti e popolari. Sfruttarono proprio la loro popolarità per cercare uomini. Uno di questi fu proprio un ex ufficiale della marineria austriaca, Domenico Moro. Per raccontare questa storia non possiamo non parlare di questi personaggi come il Moro, il Ricciotti o il Nardi. Nicola Ricciotti dunque nasce a Frosinone intorno al 1797 da una famiglia agiata. Introducendoci nella sua biografia ritroviamo qualche collegamento con la carboneria, ma non abbiamo nulla di confermato. Il Ricciotti era particolarmente amato persino dal Garibaldi, che per mantenere vivo il suo ricordo chiamò uno dei suoi figli, Ricciotti Garibaldi. La libertà e quel forte legame verso la patria già ardevano nel suo cuore, tralasciando alcuni numerosi eventi che riguardavano la sua vita. Ricordiamo che nel 1833 aderì alle idee del Mazzini e della Giovine Italia, dove più tardi anche lui a Cosenza trovò la... No, non vi dico nulla, se siete interessati a conoscere la sua fine dovrete seguire questa puntata. Mentre Anarcarsi Nardi, sì lo so è un nome particolare, era un avvocato e partecipò attivamente ai moti di Modena del 1831, ma non andò come sperato.
Dovette scappare a Corfù e probabilmente fu lì che conobbe i fratelli Bandiera. I suoi resti, pensate, furono conservati nel Duomo di Cosenza fino al 1910, per poi essere portati nel suo paese natale, Licciana Nardi. Intanto i malumori iniziarono ad emergere. Nel 1843 ci furono delle sommosse in Emilia-Romagna. Si credeva che i tempi fossero ormai maturi. Ma Emilio, verso la fine del 1843, fu convocato a Venezia per aiutare l'ammiraglio Paolucci. I due fratelli si dovettero dividere con il rischio molto alto di essere scoperti e purtroppo accadde l'inimmaginabile. Un tale di nome Tito Vespasiano Micciarelli, affiliato della Giovine Italia, esponente di fiducia di Mazzini, che in possesso di numerose lettere della Giovine Italia e dell'Esperia, si recò a Costantinopoli verso l'ambasciata austriaca a denunciare il tutto. Il comando della marina austriaca, come prima cosa, ordinò ad Attilio di tornare a Venezia con l'intenzione di farlo arrestare, ma lui non obbedì. Preparò la fuga e lasciò la nave per rifugiarsi a Corfù, avvisando suo fratello e il Moro, che poi dopo fu subito raggiunto. Ora seguirà quanto detto in precedenza una serie di lettere riportate dal Mazzini che ho preso da questo libro. È una selezione personale perché sarebbero state troppe quelle da leggere e da commentare. Ma queste lettere, a mio parere, sono utili e necessarie per capire la psicologia dei due fratelli e il contesto storico in cui essi operarono. Comunque riprendiamo da qua. I Bandiera sentivano che la coscienza e la voce profetica del passato insegnano agli italiani che la loro patria è chiamata ad essere nazione libera e grande per progresso dell'umanità, che essi pur sapendo non s'attentono ad operare o di morire, occorrendo e per far che sia, e che un dei modi più efficaci è ridurveli e nelle condizioni attuali l'Italia l'esempio. Però aven fermo nell'anima, non potendo vincere, di morire. Lo Stato austriaco cercò di usufruire persino della figura della madre dei Bandiera per convincerli di tornare nella loro terra con la promessa di un perdono. I fratelli ignorarono la richiesta della madre, il che portò la baronessa nel viaggio verso Corfù. Signora madre, ritorno adesso e sento l'inaspettata notizia del suo arrivo. Essa mi agitò tanto che in verità io non potrò presentarmi a lei che alla sera. Procuri che il nostro incontro si effettui in una camera solitaria, che non abbi testimoni, che egli sia men che possibile commovente. Mi perdoni, madre mia, ma in verità mi mancano le forze per affrontare la sua desolazione. Attilio sta bene, egli è salvo, salvissimo, non corre alcun pericolo. Dunque coraggio, coraggio, e mi aspetti fra un'ora. Le ripeto che non vi siano testimoni. E allora Venezia li richiamò. I signori Attilio ed Emilio Bandiera e Ziandio ambedue prevenuti legalmente di essersi resi colpevoli del delitto di alto tradimento, con l'unirsi alla setta della Giovine Italia, e perciò erano tenuti di presentarsi dentro 90 giorni all'auditorato statale o al comando di Piazza Venezia. Essi risposero sul giornale Malta. «15 marzo 1844, una data che dovrebbe essere impressa nel cuore di tutti i cosentini. La sfida era ormai lanciata. Un gruppo di ribelli cercarono di ribellarsi ai loro padroni, Domenico Mauro, Michele Musacchio, Francesco Salfi, Emanuele Moceri e molti altri arrivarono qui, in questo spiazzo davanti al palazzo del governo di Cosenza. La sommossa iniziò con vari tentativi con lo scopo di aprire il portone sbarrato
Impugnarono il fucile, iniziarono a scaricare dei colpi, ma arrivò una squadra che aveva al comando il capitano Galluppi, figlio del filosofo vibonese Pasquale. Da quello scontro lui, insieme ad altri rivoltosi, ne uscì ferito. Con l'orecchio teso ad ascoltare gli avvenimenti sul suolo italico, proprio qui a Cosenza avvenne una piccola sommossa contro i Borboni. I fratelli Bandiera ne vennero a conoscenza, convinti che fosse scoppiato il fuoco della rivoluzione, organizzarono un piccolo esercito a Corfù, pronti a compiere l'impresa. I due fratelli sbarcarono sulla costa crotonese, per essere più precisi sulle rive del fiume Neto, il 16 giugno del 1844, con l'intento di liberare numerosi prigionieri politici convinti che avrebbero sposato la loro causa. Ma non solo. Sapendo ciò che era avvenuto sul suolo cosentino, credevano che i cittadini avrebbero ripreso nuovamente le armi per unirsi a loro. Ma non accadde così. Guardate. Furono traditi da un loro compagno, il Boccejambe, che li consegnò alle autorità borboniche nei pressi di San Giovanni in Fiore, tenendogli un'imboscata. Furono portati qua a Cosenza, dove lo stesso Attilio chiese la grazia al re Ferdinando II, inutilmente. Furono portati a Cosenza davanti ad una commissione militare per essere giudicati. Purtroppo, il 25 luglio del 1844, Attilio ed Emilio Bandiera, Nicola Ricciotti, Domenico Moro, Anacar Sinardi, Giovanni Venerucci, Giacomo Rocca, Francesco Berti e Domenico Lupatelli furono giustiziati. Dalle lettere tracciate dal Mazzini, quanto abbiamo imparato dalle sue parole. I due fratelli hanno dato l'esempio di amore e di una moralità forse rara ai giorni d'oggi, ma è proprio grazie al loro sacrificio che noi siamo andati incontro alla speranza, la speranza di un'unità nazionale che ci ha reso l'onore di essere oggi riconosciuti come Italia. Io vi ringrazio per avermi seguito e vi do appuntamento al prossimo viaggio nella storia, sempre qui su Teleuropa Network.